La situazione in Medio Oriente si sta intensificando notevolmente, con Israele che si prepara a rispondere a un attacco missilistico lanciato dall'Iran. Secondo quanto riportano i media israeliani, l'esercito sta pianificando una reazione imminente che sarà forte e significativa. L'operazione, che potrebbe coinvolgere anche impianti nucleari iraniani, non è esclusa dal governo israeliano, come confermato da fonti vicine all'amministrazione statunitense. Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, ha apertamente dichiarato che Israele dovrebbe considerare di colpire tali impianti. Contemporaneamente sul fronte libanese, Israele sta cercando di chiudere entro 2 o 3 settimane il conflitto con Hezbollah, il gruppo militante sciita che opera in Libano. Le forze israeliane hanno già condotto raid in territorio libanese, uccidendo Sayed Hataulali, un importante leader delle brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas. L'uccisione è avvenuta durante un bombardamento che ha colpito la casa di Ali nel campo profughi di Dawi a Tripoli, nel nord del Libano. Insieme a lui anche 3 membri della sua famiglia hanno perso la vita. Hamas ha confermato l'episodio attraverso i suoi canali ufficiali, sottolineando l'importanza del leader scomparso. Sul fronte interno, Israele sta anche espandendo le operazioni di terra nella striscia di Gaza, con l'obiettivo di intensificare gli scontri con Hamas in concomitanza con l'anniversario del 7 ottobre. L'esercito ha emesso ordini di evacuazione per le aree di Nuseirat e Borji situate nella zona centrale di Gaza, segnalando un possibile ampliamento delle offensive in corso. Queste aree si trovano immediatamente a sud del corridoio Nesarim, dove le forze israeliane hanno stabilito una presenza stabile. A livello diplomatico sono in corso colloqui a Tel Aviv, nonostante la festività dello Shabbat, tra rappresentanti israeliani e funzionari di paesi alleati. Questi incontri mirano a coordinare una possibile azione contro Teheran. Ynet, una delle principali testate israeliane, ha riportato che l'esercito israeliano non intende ignorare l'attacco iraniano, il quale ha causato danni ad alcune basi aeree israeliane, sebbene non siano state colpite infrastrutture critiche o aerei. In questo contesto, il capo del Comando Militare Centrale degli Stati Uniti, generale Michael Kurilla, è in arrivo in Israele per ulteriori consultazioni con le autorità locali. Le fonti americane confermano che l'attacco israeliano all'Iran potrebbe essere ormai imminente, mentre la tensione nell'area continua a crescere. Dal punto di vista umanitario, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno quasi 157 milioni di dollari in nuovi aiuti per supportare le popolazioni colpite dal conflitto in Libano e nella regione circostante. Questi fondi saranno destinati a fornire cibo, ripari, coperte, kit igienici e assistenza sanitaria alle popolazioni sfollate all'interno del Libano, ai rifugiati che si trovano nel paese e alle comunità che li ospitano. L'assistenza statunitense raggiungerà anche i rifugiati che sono fuggiti nella città vicina di Siria, dove la situazione rimane complessa a causa della guerra civile in corso. Blinken ha ricordato che nell'ultimo anno gli Stati Uniti hanno già destinato quasi 386 milioni di dollari per sostenere le popolazioni vulnerabili in Libano e in Siria, che continuano a soffrire a causa dell'aggravarsi del conflitto. La crisi umanitaria quindi si estende ben oltre i confini della striscia di Gaza e del Libano, coinvolgendo milioni di persone in tutta la regione. Il presidente siriano Bashar al-Assad, in un incontro con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a Damasco, ha commentato l'attacco missilistico iraniano contro Israele, definendolo una lezione per lo Stato ebraico. Assad ha ribadito che l'azione iraniana rappresenta una forte risposta alle provocazioni di Israele, che ha intensificato le sue operazioni militari nella regione. In questo complesso scenario il conflitto tra Israele e Hamas si avvicina al suo 365° giorno, con una crescente intensità che coinvolge molteplici fronti. Israele continua a combattere su più fronti, con Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e l'Iran come principale minaccia nucleare. La situazione resta estremamente tesa, con possibili sviluppi significativi nei prossimi giorni o settimane. Il
presunto assassino di Luigi Procopio, un 45enne ucciso per strada a Napoli il 30 settembre davanti al figlio di 11 anni, è stato arrestato a Milano. Si tratterebbe di un parente acquisito della vittima, specificamente il nipote della moglie di Procopio. Il movente del delitto sarebbe legato a un debito di 5.000 euro, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda. Procopio è stato colpito da almeno 4 colpi di pistola in Vico Settimo Duchesca, nel centro di Napoli, in un'area già nota per episodi di criminalità. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha commentato l'arresto del sospettato, respingendo i paragoni che vengono spesso fatti tra Napoli e alcune città del Sud America, affermando che, sebbene vi siano episodi criminosi, le forze dell'ordine locali stanno ottenendo risultati concreti. Gratteri ha elogiato il lavoro di investigatori, polizia, carabinieri e guardia di finanza, sottolineando l'importanza di un'ulteriore evoluzione tecnologica per migliorare l'efficacia nelle operazioni di contrasto al crimine, mantenendo però un cauto ottimismo per il futuro. Le indagini sull'omicidio di Maria Campai, uccisa a Viadana, Mantova, da un 17enne, si concentrano sull'ipotesi di premeditazione, confermata dall'autopsia che ha evidenziato la brutale aggressione subita dalla donna, con diversi e ripetuti colpi sulla 42enne, oltre alle ricerche online del giovane. L'adolescente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere aveva effettuato ricerche su come commettere un delitto, cercando informazioni su tecniche di soffocamento, il tempo necessario per bruciare un corpo e riferimenti al DNA collegati al caso di Yara Gambirasio. Queste ricerche, avvenute poche ore prima di incontrare la vittima, e i riferimenti al caso di Filippo Turetta, imputato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, rafforzano l'idea di una pianificazione dell'omicidio. Il 17enne ha confessato di aver fatto perdere i sensi a Maria Campai dopo una discussione sul prezzo di un rapporto sessuale concordato online, sfociata poi nella violenza mortale. A Brindisi 7 persone e 2 società aerospaziali sono state indagate per aver fornito componenti non conformi alla Leonardo Aerostrutture per la produzione di parti del Boeing 787 Dreamliner. Le indagini della Procura hanno rivelato che questi componenti, utilizzati nei settori 44 e 46 del velivolo, erano realizzati con materiali non adeguati come titanio puro invece di lega di titanio e leghe di alluminio difformi. Questa difformità avrebbe compromesso la resistenza strutturale e la sicurezza del trasporto aereo, costringendo Boeing a lanciare una campagna straordinaria di manutenzione. Le accuse includono reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in commercio e inquinamento ambientale. Sono state sequestrate circa 6.000 componenti per ulteriori esami qualitativi. Inoltre, l'indagine ha rivelato che i processi di produzione delle società indagate avevano generato rifiuti speciali pericolosi, tra cui cromo, rame e piombo, sversati illegalmente in terreni della zona industriale di Brindisi. Gli investigatori hanno sequestrato 35 cisterne contenenti tali rifiuti tossici che avrebbero contaminato suolo e sottosuolo fino a 3 metri di profondità. Le attività sono state condotte dalla squadra mobile di Brindisi e dalla Guardia di Finanza. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che la prossima manovra richiederà sacrifici da parte di tutti, con l'obiettivo di tassare profitti e ricavi in modo equilibrato. Questo sforzo coinvolgerà individui e aziende, grandi e piccole, non limitandosi solo alle banche. Giorgetti ha sottolineato che il settore della difesa, che ha beneficiato delle condizioni di mercato, sarà chiamato a contribuire in linea con il principio costituzionale secondo cui tutti devono partecipare secondo le proprie possibilità. Riguardo alla crescita economica, il ministro ha affermato che l'obiettivo dell'1% per quest'anno è realistico, nonostante le sfide globali come la crisi in Medio Oriente e la situazione economica tedesca che influenzano negativamente l'industria manifatturiera italiana. Tuttavia il settore dei servizi sta compensando queste difficoltà.
Giorgetti ha anche annunciato che i conti pubblici andranno meglio del previsto, con un deficit rivisto al 3,8%, dimostrando prudenza e responsabilità nella gestione finanziaria. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ha poi chiarito che non sono previste nuove tasse nella manovra, sottolineando che il governo non ha intenzioni di introdurre aumenti fiscali, ribadendo il proprio impegno a evitare politiche fiscali punitive.